Siamo in territorio di Nulvi, a Monte Eri, dove è presente una imponente muraglia megalittica risalente al Neolitico. Sullo sfondo si intravedono i paesi di Leiru e Perfugas. La visuale è paradisiaca, da Monte Eri si domina tutta l'Anglone. Camminiamo sulle rovine del villaggio medievale di Villafranca di Eris o di Erizzo, in antichità punto trigonometrico. La giornata è ventosa e veniamo richiamati dal rumore delle pale eoliche che muggiscono al posto degli animali nei pressi del sito archeologico. Com'è possibile che abbiamo lasciato impiantare le pale quasi a ridosso della muraglia? È il nostro primo commento. Uno sguardo verso il cielo e siamo sommersi da una selva di croci tutto intorno. Qui la vita per l'uomo è finita. Il paesaggio di questi luoghi è irrimediabilmente compromesso. Questo è l'esempio lampante di come finirà la Sardegna se noi sardi non diremo basta finché siamo ancora in tempo all'eolico.